Claudio Franco, 30 anni fa, festeggiati l'anno scorso, in realtà nasceva la tua attività. Sì, dopo aver lavorato 10 anni con mio fratello, nello studio con mio fratello, nel 1990 sono partito con la mia ditta individuale e l'anno scorso dovevamo festeggiare i 30 anni, ovviamente con la pandemia abbiamo dovuto rinunciare. Però diciamo l'attività va avanti, noi anche quest'anno abbiamo avuto molto lavoro e siamo contenti perché il settore dello sport ha comunque funzionato anche durante la pandemia. Design and Develop significa, è il nome dell'azienda, è nato sul principio che offriamo dei servizi di disegno e sviluppo prodotto per la calzatura ovviamente. Nel passato abbiamo anche fatto un po' di tutto, dai caschi alle biciclette, ma con la struttura che abbiamo oggi ovviamente abbiamo bisogno di trovare un'attività, o meglio abbiamo trovato nella calzatura, nello sport system, un mondo che ci dà lavoro in continuazione. Proprio l'innovazione e la ricerca sono il vostro punto di forza. Io ci ho sempre creduto. Il primo CAD 3D io l'ho acquistato nel 95, quando all'epoca ancora erano un po' gli esordi e ancora il classico modellista diceva ma a mano faccio prima. In realtà poi negli anni, oggi senza la tecnologia non possiamo farne a meno. Essendo partiti in largo anticipo, noi siamo riusciti a ovviamente avere le conoscenze e l'esperienza poi per tradurre queste tecnologie e portarle nel mondo della calzatura. In più oggi, come tu hai visto, grazie anche un po' all'evento dei giovani, dei miei figli e dei giovani che abbiamo, perché il 90% delle nostre forze sono giovani, siamo in grado di lavorare in modo innovativo e con tecnologie all'avanguardia. Piero, figlio minore di Claudio, qui ci troviamo davanti a qualcosa di straordinario. Ce lo puoi descrivere? Allora, è una scansione praticamente topometrica di un oggetto fisico reale, di un manufatto in questo caso, che ti permette praticamente attraverso la nuvola di punti di trasformare un oggetto reale in un formato digitale, quindi in un oggetto 3D digitale. Diciamo che è il massimo della tecnologia oggi nel settore della calzatura. Sì, è una tecnologia che arriva dall'automotive ed è il massimo insomma, che può essere nell'ambito della scannerizzazione tridimensionale. Alberto, 34 anni, primogenito di Claudio Franco, un'esperienza all'estero, poi sei ritornato qui in Italia nell'azienda di famiglia e hai sviluppato questo programma particolare. Prova a spiegarcelo. Sì, praticamente dopo la mia esperienza all'estero, dopo che mi sono laureato e ho fatto un'esperienza all'estero, sono tornato qui in Italia e appunto qui all'interno di Design Develop e dalle necessità di alcuni clienti è nato questo software che oggi anche poi vendiamo. Il software serve per la modelleria della calzatura, perciò per creare da quello che è il design, creare tutte le informazioni che poi vanno a servire la produzione e l'industrializzazione e sì, appunto io sono lavorato in informatica, perciò ho messo insieme le scarpe che sono una cosa tipica del Montebellunese con quello che è un po' la mia esperienza all'interno dell'informatica. Ecco. C'è quello che diciamo è il nipotino di Claudio Franco, cioè il Boccia, insomma. Cos'è il Boccia? Esatto, poi questo software l'abbiamo di Gevero, che è questo software che vendiamo, lo abbiamo concepito ormai 4 anni fa. E invece l'anno scorso durante il lockdown, in un momento un po' così di scarico diciamo, del lavoro, era un'idea che ci era venuta diversi anni fa, che abbiamo deciso di concretizzare e che è diventato Boccia, questo nuovo software, per sempre diciamo, inerente alla calzatura, per permettere velocemente di fare degli sketch di calzatura e non solo, in realtà anche di altri prodotti, direttamente in 3 dimensioni. Perciò semplificando la comunicazione, facendo meno prototipi e tutto quello che va di conseguenza. Questo sarà utilizzato anche per, diciamo così, immortalare quelle scarpe mitiche di alcuni campioni del passato che sono conservate al museo dello scarpone e che purtroppo con l'usura del tempo si stanno deteriorando, giusto? Esatto, grazie al lavoro che ha fatto anche il nostro commerciale Leo assieme al Museo dello Scarpone,
abbiamo questa iniziativa che alcuni studenti dell'ITS Cosmo stanno prendendo queste scarpe che appunto si sono deteriorate, addirittura alcune sono sbriciolate, e le stanno ricostruendo in 3 dimensioni in modo da avere una storia digitale che resti e che poi possa essere fruibile da più, anche mettendole sul sito piuttosto che in altri posti.